Buongiorno da Sicilia 24, i titoli del nostro telegiornale. È giallo a Casteltermini, nell'Agrigentino, per la morte di una donna trovata carbonizzata in casa. La 68enne viveva da sola con i suoi cani, la procura apre un'inchiesta. Caltanissetta, scoperta una truffa su fondi dell'Unione Europea e riciclaggio. 4 gli indagati, tra cui 2 coniugi impiegati statali sequestrati 700.000 euro. 8 mesi per una ecografia giudicata urgente dal medico di base. Bufera sull'ASP di Ragusa. Il Comitato Civico articolo 32 chiede un'indagine ispettiva. Reddito di povertà, quasi 100.000 le richieste in Sicilia, ma pochi fondi basteranno solo per 11.000. Catania, grave perdita idrica nel parcheggio della metropolitana della fermata Milo, mentre resta a secco la fontana, monumento al Tondo Gioeni. Tutti a casa con il treno Sicilia Express. Studenti e famiglie sono arrivati oggi a Messina dopo un viaggio di oltre 20 ore, grazie ai vagoni voluti dalla regione per contrastare il caro voli. Calcio, alla crisi societaria per il Messina si aggiunge un colpo di scena, esonerato il tecnico Banchieri a meno di 2 giorni dalla trasferta a Foggia. Il Catania chiude la settimana con un test match contro il Modica, rossazzurri 4 volte in rete, pronti per la sfida con il Potenza di sabato prossimo. Ancora ben trovati, un mistero fitto e inquietante scuote Casteltermini. Siamo nel Trapanese, in un piccolo comune, in un piccolo comune nell'entroterra agrigentino, all'interno di una villetta all'ingresso del paese. Infatti i vigili del fuoco hanno trovato il corpo carbonizzato di una donna. Si chiama Filomena De Marco, aveva 68 anni e viveva da sola con i suoi cani. Davide Sardo. Un mistero fitto e inquietante scuote Casteltermini, piccolo comune dell'entroterra agrigentino. All'interno di questa villetta, all'ingresso del paese, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo carbonizzato di una donna. È Filomena De Marco, 68 anni, che viveva da sola con i suoi cani. A lanciare l'allarme sono stati i vicini di casa, insospettiti dal denso fumo che fuoriusciva dall'abitazione della pensionata. Le fiamme sono state domate, ma la scoperta del cadavere ha aperto scenari drammatici. La Procura della Repubblica di Agrigento ha avviato un'indagine. Carabinieri e inquirenti mantengono il massimo riservo. Gli accertamenti sono in corso e si attendono gli esiti dell'autopsia, che saranno fondamentali per chiarire le cause della morte. Se dovessero emergere ferite o tracce di violenza, l'indagine si orienterebbe verso l'omicidio. Non si esclude il movente della rapina, approfittando dell'isolamento della donna. Forse Filomena De Marco ha sorpreso qualcuno in casa, forse ha reagito, oppure si è trattato di un'aggressione mirata con un preciso movente. Resta anche l'ipotesi che il fuoco si sia appiccato dolosamente per cancellare prove e depistare le indagini. Interrogativi che per ora restano senza risposta. Gli inquirenti lavorano senza sosta per fare luce sul caso. A Messina un giovane con piccoli precedenti penali è stato ferito con 3 colpi di pistola alle gambe sparati da uno sconosciuto, che poi è fuggito facendo perdere le tracce. L'agguato ieri sera vicino a piazza 20 settembre. La vittima è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte, non è in pericolo di vita. A Caltanissetta sequestrati 700.000 euro per un'indagine sui fondi dell'Unione Europea, ma anche per riciclaggio. Ci sono 4 indagati, tra loro 2 coniugi che appunto sono impiegati statali ma gestivano delle attività legate al settore agricoltura. Rita Cinardi. Un articolato reticolo societario adoperato per movimentare i corposi finanziamenti comunitari per l'agricoltura per poi ripulirli in operazioni di riciclaggio è quanto sarebbe stato messo in piedi da 4 persone indagate dalla Procura di Caltanissetta per i reati di frode in danno ai fondi dell'Unione Europea, riciclaggio e antiriciclaggio. Nei loro confronti il GIP di Caltanissetta ha emesso il provvedimento di sequestro per un valore di 700.000 euro su beni mobili, immobili e societari. L'indagine è partita da una serie di accertamenti e di attività eseguite dalla Direzione Investigativa Antimafia e dalla Guardia di Finanza,
cittadinanza. Emerse in particolare la figura di 2 coniugi che, sebbene formalmente impiegati statali, risultavano gestire alcune attività economiche tutte legate al settore agricolo e che percepivano contributi AGEA. Una terza persona avrebbe assunto formalmente la carica di titolare di ditta individuale, nonché amministratore di altre 2 società dello stesso comparto, senza tuttavia apparente esperienza in materia e peraltro residenti in luoghi distanti geograficamente dalle sedi delle attività economiche. Infine, una quarta persona che si è adoperata per effettuare molteplici operazioni di trasferimento di denaro in modo da ostacolare l'individuazione della provenienza del denaro, realizzando quindi il reato di riciclaggio. Accertate dunque truffe ai danni dell'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare della stessa AGEA, a partire dal trasferimento con le agevolazioni per gli insediamenti di giovani in agricoltura di un rilevante fondo con annessi fabbricati rivenduto con relativa plusvalenza all'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare. 8 mesi per una ecografia per una sospetta patologia tiroidea accade a Ragusa, lo denuncia il Comitato Civico articolo 32 che invoca anche una indagine ispettiva. Veronica Barbarino. Attese troppo lunghe per una visita, appuntamenti fissati dall'ASP di Ragusa, ben oltre l'urgenza indicata sulla ricetta medica. Lo denuncia ancora una volta il Comitato Civico articolo 32, ora in difesa di una donna ragusana di 75 anni che necessita di un'ecografia del capo e del collo per una sospetta patologia tiroidea. Era il 17 aprile quando il medico di famiglia ha prescritto che l'indagine strumentale avvenisse entro 10 giorni. A fronte della richiesta, l'azienda sanitaria ha fissato un appuntamento dopo 8 mesi. Le continue dichiarazioni di riduzione delle liste di attesa ci appaiono come semplici slogan pubblicitari. È necessario che si arrivi ad una iniziativa ispettiva da parte di un soggetto indipendente, quindi non legato ai soggetti politici che hanno nominato i manager, affinché si arrivi ad una valutazione complessiva delle criticità nell'ambito dell'azienda sanitaria. Certo che le richieste siano di gran lunga superiori rispetto all'offerta, dall'ASP ragusana al caso in questione rispondono che, trattandosi di un primo accesso, è possibile presentare l'istanza per i percorsi di tutela che permettono di svolgere le prestazioni, dopo aver appurato l'appropriatezza della richiesta, entro i tempi istituzionali sanciti dal livello di priorità. L'ex sovrintendente di polizia Antonio Federico, di 63 anni, ora in pensione, che era stato indagato per depistaggio dalla procura di Caltanissetta, è stato adesso indagato per usura invece dalla procura di Trapani, sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora e al sequestro preventivo di un immobile. La denuncia è stata sporta nel maggio dello scorso anno da un imprenditore che nel corso degli anni, a fronte di prestiti di circa 150.000 euro ricevuti da Federico, avrebbe poi dovuto consegnare all'ex poliziotto la cifra di 225.000 euro. Al reddito di povertà, a richiederlo in Sicilia sono stati davvero tantissimi, quasi 100.000, ma non tutti riceveranno i soldi. I fondi istituiti dal governo regionale non bastano. Marco Gullà. È una Sicilia che ancora soffre la povertà. La nuova radiografia che arriva dai dati delle domande per il reddito di povertà certifica proprio questo. A chiedere il sussidio sono stati circa 97.000 siciliani, tantissimi, anzi troppi, rispetto al budget che il governo Schifani ha stanziato alla fine del 2024 per erogare il contributo una tantum. La maggior parte delle richieste non verrà quindi esaudita. Per approvare tutte le domande servirebbero più o meno 250 milioni di euro, soldi che la Regione non ha. Dunque, sempre secondo i primi sommari calcoli, con i 30 milioni disponibili potrebbero essere finanziate circa 11.000 domande. Tantissime domande, infatti, sono arrivate dai quartieri popolari di Palermo, come lo Sperone. Verranno bocciate, non potranno essere esaudite per come è necessario, perché i fondi sono quelli che sono. Quello che abbiamo detto sin dall'inizio, come parrocchia siamo stati chiari, ed è bellissima l'idea del Presidente di sostenere le famiglie, ma questa misura non può essere sufficiente purtroppo per i numeri
disastri che viviamo ogni giorno nelle realtà ecolocali. L'allarme riguarda anche chi, fino a qualche anno fa, faceva parte della cosiddetta middle class. Noi abbiamo adesso il povero di sempre che, bene o male, non è più morto di fame del tutto, riesce a sopravvivere grazie a quei piccoli sussidi che ci sono. Dall'altro lato la fascia media si è impoverita e questo è un grossissimo problema, perché aumentano le richieste anche alla nostra Caritas, per esempio. Tanta gente chiede la visita medica, il ticket, perché magari lavora, ha le 1.000 euro al mese ma non bastano per vivere, allora il ticket di 50-70 euro per l'esame straordinario diventa un problema. I temi della guerra voluta soltanto dai potenti ma non dalla gente, il tema della droga, dei guai nella sanità sono al centro del messaggio pasquale dell'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefici. Sentiamolo. Credo che il messaggio più grande che deve essere proclamato in questa Pasqua e che richiede anche l'intera famiglia umana è che gli uomini si devono incontrare riscattati dalla distruzione della guerra. L'umanità non vuole la guerra, la vogliono i grandi di questo mondo. Penso alle tante crisi che oggi anche ha la nostra terra, dalla sanità alla droga, sono strutture di peccato, non lo dimentichiamo, e se entra Cristo entra anche forza di liberazione, di trasfigurazione. Dalla più grande tragedia del mare si ricordano le oltre 1.000 persone che morirono nelle acque del canale di Sicilia. Il relitto si trova nella nuova darsena di Augusta, nel Siracusano, in attesa di un giardino della memoria. Il presidente Mattarella, la nostra civiltà, ha detto, ci impedisce di voltare le spalle. Francesco Aloi. Da quella tragica notte sono passati 10 anni. Era il 2015 quando più di 1.000 migranti persero la vita in mare, a 200 chilometri da Lampedusa. Erano partiti dall'Africa in cerca di un futuro migliore, ma su questo barcone esposto ad Augusta quasi tutti hanno trovato la morte. Mai più non deve restare solo una parola d'ordine che si dice in queste occasioni, ma deve diventare davvero una concreta azione di riparazione. Nel fare memoria rinnoviamo l'apprezzamento per l'opera di soccorso da parte delle navi italiane, che sono riuscite in condizioni estreme a salvare vite, rispettando quanto impone la legge del mare. Sono le parole del Presidente della Repubblica Mattarella, che aggiunge: è la nostra civiltà a impedirci di voltare le spalle, di restare indifferenti, di smarrire quel sentimento di umanità che è radice dei nostri valori. E a ricordare sono anche i più giovani. Siamo qui appunto perché è importante ricordare, perché tragedie come questa non si ripetano mai più. La nuova darsena di Augusta come un luogo della memoria. Qui si trova il relitto che non fu distrutto proprio per non dimenticare mai quanto accaduto. Tutto in attesa di un luogo più adatto, un giardino della memoria. Che sia libero e accessibile, in cui chiunque possa venire, dire una preghiera, un pensiero, una riflessione. Perché anche il ricordo, come dice il presidente della Croce Rossa Italiana Valastro, è un modo per restituire dignità alle vittime. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa, torniamo tra poco. Siamo tornati in studio, andiamo a Catania, giochi d'acqua nel parcheggio della metropolitana Milo, nella stazione Milo, ma si tratta di una copiosa perdita. Il guasto è stato segnalato da diversi giorni, in compenso però resta a secco la fontana monumento del Tondo Gioeni. Tonino De Mana. Acqua Zampilla ed è stata realizzata senza spendere un euro. Niente passerelle per l'inaugurazione. Il parcheggio della metropolitana di Milo ha una nuova fontana con improvvisati giochi d'acqua. Eccola in tutto il suo splendore sotto lo sguardo stupito dei passanti. Scherzi a parte, gli schizzi derivano da una copiosa perdita dal sistema di irrigazione delle aiuole, tra l'altro invase da rifiuti e cartacce. Da 10 giorni c'è questa perdita di acqua che mi sembra assurdo nessuno abbia segnalato. Peraltro il giorno che è iniziata c'erano anche dei vigili qua che stavano facendo le multe, le macchine giustamente messe fuori dagli stalli. Una perdita importante in un momento in cui tra l'altro la Sicilia è a secco. Uno spreco di acqua non indifferente, che la cosa mi sembra alquanto scorretta e nessuno si prende la briga di poterla sistemare, perché magari è da tanti giorni, visto che io posteggio tutte le mattine qui, è sempre là, però
bella, diciamo. Per fortuna l'acqua defluisce, altrimenti oltre alla fontana avremmo anche un caratteristico laghetto. In compenso continua a restare a secco la fontana di Tondo Gioeni. Ad esempio la fontana del Tondo Gioeni, che è già stata segnalata più volte anche da voi se non sbaglio, resta a secco. Ci puoi ricordare una fontana a secco a Catania? E quella di Tondo Gioeni? Risposta esatta. Catania, terra di paradossi, e chissà che per Pasquetta qualcuno non utilizzi il parcheggio di Milo per una rinfrescante scampagnata all'aria aperta. Favola a lieto fine a Casa 21, ve l'abbiamo raccontata ieri. Arsenio Lupin, mosso da sensi di colpa, si scusa e restituisce parte della refurtiva. Il sociologo dice la conferma dell'importanza di media e social sull'opinione pubblica. Tonino De Mano. Arsenio Lupin, ladro gentiluomo o ladro con sensi di colpa? Fatto sta che il risalto mediatico e l'ondata di indignazione per la vile eruzione a Casa 21 nel quartiere di Piganello ha scosso le coscienze. Non era stato un furto qualsiasi. Ignoti avevano sottratto decine di colombe realizzate da ragazzi con sindrome di Down, il cui ricavato sarebbe servito per autofinanziare progetti di inclusione. In poche ore la notizia è rimbalzata sui social e in TV. Questo era l'appello del presidente del secondo municipio Carnazza. Si ravvedano questi indegni, questi esseri inutili che hanno compiuto questo vile gesto. Un messaggio diretto e senza fronzoli che sottolinea l'importanza e il ruolo dei mezzi di comunicazione. Ovviamente creando una situazione ibrida di opinione pubblica circostante, opinione pubblica digitale, si crea un vero e proprio ecosistema sociale e digitale per cui non possiamo non prendere in considerazione quello che accade non solo nella vita di tutti i giorni ma anche all'interno delle piattaforme digitali che noi utilizziamo. Pressione dell'opinione pubblica e non solo. Questa storia racconta il potere dei mezzi digitali con cui noi ci troviamo immersi, che sono da un lato strumento per accedere alle informazioni intorno a noi, ma soprattutto anche un modo per vivere in maniera diversa l'ambiente sociale a noi circostante. A Casa 21 è tornato il sereno per tutti. Sarà una buona Pasqua. E in una Pasqua caratterizzata dall'assalto dei turisti nelle località più belle dell'isola è il giorno del ritorno a casa di tanti siciliani, studenti e famiglia con il treno Sicilia Express. Sentiamo e vediamo il servizio di Francesco Triolo. Le facce sono quelle tirate dopo un lungo viaggio, ma il sorriso è di quelli riscaldati dal primo sole siciliano. Aria di casa per i 540 passeggeri del Sicilia Express versione pasquale, il treno che la regione ha allestito ancora una volta con la collaborazione di FS Italiane per combattere il caro prezzi dei voli aerei, che questa mattina è sbarcato a Messina poco dopo le 8. La partenza ieri alle 12:30 da Torino Portanuova, quindi le varie tappe nelle città del nord, prima di arrivare in Sicilia. Benissimo, è stato divertentissimo, è stato proprio un ritorno a casa. Come è andato questo viaggio? Bene, siamo un po' stanchi, però bene, siamo arrivati, c'è il sole e quindi è andato bene, meglio della prima volta. La prossima volta scenderò con un treno, per favore, un po' più largo. No, è andata bene, dai. Siamo divertiti ieri sera e abbiamo dormito, più o meno. Aspettiamo solo di arrivare a casa. C'era divertimento, intrattenimento, quindi il tempo volava, non te ne accorgevi chissà quanto. Era la prima volta per voi su Sicilia Express o l'avete già fatto quello di Natale? Io l'ho fatto anche a Natale. Sì, e com'è andata? Bene. No, hanno migliorato anche l'intrattenimento, era diverso, c'era il DJ. Prezzi calmierati, 29 euro per il posto a sedere, 39 per la cuccetta, studenti ma anche famiglie e lavoratori a bordo, il vagone ristorante con la possibilità di degustare prodotti tipici, animazione, si è giocato a carte, si è cantato anche con testimonial d'eccezione. Siamo stati insieme, abbiamo rivissuto il treno come quel mezzo che fino agli anni '80 ci faceva fare amicizie, ci faceva nascere grandi legami. Ecco, il treno deve servire a questo, non solo a riportarci a casa, ma a farci ricordare che siamo una comunità che si ritrova, e quando la comunità è siciliana il treno esplode di energia. Uomini che odiano le donne. L'approfondimento di oggi di Sicilia 24 Focus è dedicato al fenomeno sociale degli incel, i celibi involontari, venuto alla luce dopo il grande successo della serie Netflix Adolescence. Eva Spampinato ne parlerà con lo psicologo Marco Crepaldi, che ha scritto un libro sull'argomento, il professore Giovanni Rapisarda, neuropsichiatra infantile dell'ASP di Catania. Insieme proveranno a capire come si stia diffondendo sul web
una subcultura caratterizzata da odio misogino con toni sempre più violenti. Subito dopo dunque il telegiornale c'è il nostro focus anche in streaming sulla siciliaweb.it. Potrete inviare anche delle domande con dei messaggi di testo alla linea WhatsApp 342 7455 005. Noi ci fermiamo ancora, poi il calcio. Siamo al calcio, colpo di scena nel Messina. Il tecnico Simone Banchieri è stato esonerato a meno di 48 ore dalla trasferta di Foggia. Sergio Colosi. Alla crisi societaria si aggiunge anche quella tecnica. Nella tarda serata di ieri l'allenatore Simone Banchieri è stato esonerato. Al suo posto in panchina a Foggia andrà il vice Antonio Gatto. Banchieri è entrato in rotta di collisione con la squadra il direttore sportivo Domenico Roma, in un contesto sempre più delicato per le note vicende societarie. Domani in Puglia i giallorossi cercano i 3 punti per alimentare le speranze di giocare il play-out. Speranze però che potrebbero essere vanificate da una grave crisi societaria che non ha permesso mercoledì scorso di pagare ai tesserati stipendi e contributi, anche se la nuova penalizzazione dovrà essere scontata nella prossima stagione indipendentemente dalla categoria. I club giallorossi in un comunicato hanno parlato di fallimento premeditato con attacchi indirizzati ai vari attori della vicenda, Pietro Sciotto su tutti. Sono stati ringraziati invece gli imprenditori che hanno dimostrato attaccamento con la raccolta fondi che non è andata a buon fine, rivolto infine sostegno incondizionato ai giocatori, gli unici ad avere onorato la maglia. Andiamo al Catania che ha concluso la settimana di lavoro con un test contro il Modica, squadra di eccellenza, terminato con il punteggio di 4-0 in campo dirigenziale accordo con i dettagli, appunto accordo dei dettagli con Zarbano per il ruolo di DG. Marco Carli. Dopo 5 giorni di lavoro intenso, nell'ultimo allenamento settimanale del Catania, la partitella con il Modica, squadra di eccellenza. I rossazzurri si sono imposti per 4-0, a segno Lunetta, Jimenez, Inglese dal dischetto e Stoppa. Dopo 2 giorni di riposo, il Catania tornerà ad allenarsi lunedì con 5 sessioni mattutine consecutive in programma al Cibalino e al campo Mazzola di Mister Bianco. Il tutto in vista dell'ultima di stagione regolare contro il Potenza. Appuntamento al Viviani, sabato alle 16:30. Ci arriva un Catania certamente convinto che negli ultimi 2 mesi ha collezionato 19 punti in 10 gare con 4 clean sheet nelle ultime 5 in cui i rossazzurri hanno subito reti solo dall'Avellino, prossimo alla promozione in B. I playoff sono un terno all'otto, ma la squadra che si è vista negli ultimi mesi favorita da recuperi importanti può dire la sua. Intanto i massimi dirigenti del club sono in Australia. Il vicepresidente Grella insieme a Pelligra ha assistito agli allenamenti del Perth Gloria, altra società facente capo al gruppo dell'imprenditore italo-australiano. Una trasferta che può diventare occasione anche per parlare del futuro della squadra rossazzurra. 2 gli obiettivi. Il primo in ordine di tempo è l'arrivo del direttore generale. A quel che risulta l'accordo con Zarbano è già stato definito. L'ipotesi è di una durata biennale con il dirigente con tante esperienze in A che potrebbe arrivare presto a Catania per cominciare a lavorare col club in vista della prossima stagione. E poi c'è Torre del Grifo. Dopo l'ennesima asta andata deserta si attendono le mosse della dirigenza etnea che potrebbe provare ad aprire con la curatela una trattativa privata. E con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Io vi ricordo che il telegiornale tornerà alle 19. Vi lascio con Eva Spampinato e il nostro Sicilia 24 Focus. A tutti buon pomeriggio.